Buon pomeriggio amici di Sportisti, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la 20ª giornata del campione di Serie C del Girone A che vede affrontarsi Futsal Emiri e Sicilia Futsal. Dire qualcosa da quella distanza. Tutta rapida per Pera che calcia! E poi sul secondo palo non arriva Salerno, o meglio arriva ma non riesce a spedire in porta, ma qui è stata una grande idea da parte degli Emiri di battere rapidamente con questo pallone. Salta all'uomo, percorso che calcia verso la porta, Rinicella la blocca in due tempi, si va a trovare prontissimo anche il numero 23. Rimessa ancora per gli Emiri con Pecoraro che si gira benissimo in bucata per Rappa, Pecoraro! E poi Mangogna compie un miracolo assoluto, che occasione per gli Emiri. Incredibilmente ha sbagliato, ma grande merito del portiere, poi sciacca due volte! Con la prima no, con la seconda sì, di testa, sciacca fa il gol dell'1-0. 1-2 Totta! E trova anche il pareggio, 1-2 perfetto con Sanci, batte Rinicella, fa 1-1. Comito ruba il pallone, grande intervento, Comito ancora con la punta, Mangogna gli nega questo gol che forse meriterebbe per la prestazione, una buona gara anche per lui. Comito, sciacca, c'è sul secondo palo Salerno e poi il palo a Didi, no, ancora sfortunato qui il Futsal Emiri. Sciacca, molto largo, cerca la porta ed è l'ennesimo legno, poi Comito e Salerno di testa, traversa, va Comito, la palla passa ed è 2-1, Alessandro Comito porta in vantaggio gli Emiri, vantaggio meritatissimo con Comito. La parte del contropiede, Totta centralmente allarga per la conclusione sotto la traversa da parte di Sanci che fa 2-2, ha avuto 46 di gioco con un'occasione più ghiotta che mai. Va Sciacca! Mangogna ed è 3-2 risultato, l'esultanza con i compagni e adesso gli Emiri sono sopra e credono ancora sempre di più al secondo posto. Shortino di potenza! Più preciso di così non si può! Shortino fa 4-2 adesso. Bene da Interisano, scambia lo piano, cerca il passaggio in mezzo, Totta non trova, poi Sciacca, palla che rimane lì! E con la punta Interisano riapre la partita, 4-3 risultato. E adesso ci saranno veramente gli ultimi minuti che saranno di fuoco.